Questa vaina è stata con giudu della regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Per questa nuova puntata de Sardegna Sagrada s'agattau sananti de su seminario arciobisbali ai space de su monti de Santo Micheli in Casteddu. In questo luogo, a parte i seminaristas, ci funti tutti gli uffici de sa curia de Casteddu e tra questi uffici c'è s'archivio storico puro. S'archivio storico diocesano che alloga da tutti i documenti più antichi e più importanti per la storia della diocesi. In mezzo a questi documenti c'è su conto del re Barbaro, questo re Barbaro che ovvio, cominciando a perseguire i cristiani sotto ordini dell'imperatore Diocleziano, in porto de Durris con Santo Gavino e Scompangiuso, seguendo in Casteddu con Santo Sadurrino e ad ultimo in Sant'Iga Pausania o in Moi Sinara d'Olbia con Santo Simplicio che indiviada su vescovo. Ma andaos a conoscere questo archivio che è uno dei più moderni proprio di tutta la Sardegna. L'archivio storico diocesano de Casteddu è nasce unendo due archivos antigus che vianta sono l'archivio dei arciobispus e l'altro l'archivio dei canonigus. In is diocesi anticamente ci vianta podeunai due autorità che comandanta, ci vieta su vescovo, l'arciobispo in Casteddu e poi su capitolo dei canonigus. Quando mancata l'arciobispo, entranta a comandare i canonici e poi questo ci vianta anticamente due archivios. Questo due archivios storicos po ordini de Monsignori Ottorino Pedro Alberti Vontistetius unius a Savini dei anni 80, essendo archivista para Mario Cannas. Per questo, l'archivio Estetio in suo 2019 dedicato proprio a sa figura di Monsignor Alberti. Monsignor Alberti è stato un grande storico della Sagresia sarda. Nasce a Nuoro, è stato come da anni professore e rettore del suo seminario maggiore di Casteddu. A Savini è stato segretario e docente in sa Pontificia Università Lateranensi a Roma e ha scritto un libro a pizzo della storia ecclesiastica sarda, in maniera speciale i suoi occupato dei concilius, della storia dei concilius. Fatto vescovo di Spoleto, arcivescovo di Spoleto in su 1973, in su 1987 è stato mandato in Casteddu, a onde è atturato vinzas a su 2013. Nel 2013 è diventato vescovo emerito e tornato in Nuoro via da sa città di sua natali e in Guni è mancato ad Olummanno in su 2012. Ma s'arregodo di questo grande vescovo ad atturai sempre in su mondo dei studi sardos. L'archivio storico diocesano de Casteddu è pieno di documenti di importanza spantosa. Teneus vinzas ai noi i paperis
eus annai mellus is pergamenas, scrittas in sardu prus antigas chi si funt allogadas vinzas in moi. Is famosas carte volgari, ainci funt istetias nomenadas, de s'archivio arciobisbali de Casteddu. Ma ci funt tanti documentus a pizzo de sa storia dei santus, e in maniera particolare in uno volume che si narat Liber Diversorum ci funt is contus de su martirio de meda santus anticus de sa Sardigna, e in mese gustus un documento che si narat Legenda Sancti Saturnini, chi è cussa che a nosu proprio si interessa da noi, poitta esti s'unico documento a undi si chistionidi de sa storia antica de Santu Simplicio e andau sapere un pago itta narada. E questo nel suo documento, che è intitolato di aici Incipit Legenda Sancti Saturni Martiris Calaritani, cuius ecclesia et prioratus sunt unita archiepiscopatui Calaritano a Sanctissimo Domino Papa. E adesso annà in sardo cominciada in noi sa leggenda de Santu Saturnus Sadurrinu martiri de Casteddaio, sa Gresia e su priorato de Sugali funt istetius unius a s'argiobispado de Casteddu a su Santissimo Signore nostro su Papa. Ita esti sa leggenda? Sa leggenda esti uno libro liturgico che servia da ais parasa quando depiant anais offiziu. Issus adenottis in divesanta e depiant aligi proprio gustu officium matutinum, a undi esti dottu contau su conto dei santus che depiant festai in cussa di precisa. A su 30 de mese la dammini ci via sa festa de Santu Sadurrinu e issus in divesanta tuntora de anotti poligi proprio questa storia. Questa storia comincia proprio presentendi sa figura de Santu Sadurrinu. In noi ducerianta Saturnus. Enanta, Beatus igitus Saturnus nobilibus et Christianis parentibus natus et in fide Christi diligenter educatus, eccetera, eccetera. Dice, Doncasa su benaventurado Sadurru nasciu de nobilis e Christianus babba e mamma, educau in maniera diligente in sa vita cristiana, eccetera, e si chi contendi su conto. Questa è sa lezione terzia. In sa lezione quarta, sa leggenda suffizio presenta da subito sa figura de s'antagonista dei martiri, dei su persecutori, chi è custu Barbarus. E odem tempore, quidam vir nomine atque opere Barbarus, accepit principatum Sardiniae atque Corsice a Romanis regibus. In cussu proprio tempus, un omini chi via da tanti de nomini e cantu de vattus barbaru, adi ottennio su comando a pizzo de sa Sardigna e de sa Corsica de is imperadoris romanus, e si chi contendi chi gustu de sa Corsica ande vennio in Sardigna in pottu de Durris a undi a persighio a Santu Protu Januario e a Baingiu a Santu Gavino. Sighi di gustu su viaggio in Sardegna benendi faccia sa capitale de s'isola e arriba in Casteddu. In noi in Casteddu persighidi a Santu Sadurrino, domanda da Ammotti, e a Savini Tavaidi, pigada e torra da Pattiri, a facci de sa Corsica e narada a sud-estu, inde progrediens venit in regione Sardinie, que dicitur Galluris. Doncasa, appustisi, sighendi su cammino, est arribau in una
in un luogo dessa Sardegna che dinanta Gallura. Et intravit in civitate Fausina. Questa Fausina, Pausania, Pausania, e su nomini che in su Mesuevo fiastettiu donau a questa città di dessa Gallura che is antigus gregos gandu dianta vondata dianta postu su nomini de Olbia. In noi intrao barbaro ubi, dice, in questo luogo similiter a su proprio modo diligenter perquirens Christianos, cicchendi con d'ogna diligenzia is Christianos, invenit qui diceret esse in ipsa civitate Christianum episcopum nomine simplicium. Ad agattau uno chi narada iessi de gusta cittadi su vescovo cristiano Zerriao che di naranta Simpliciu. Ecco su noi presentata sa figura de Santo Simpliciu. Su re barbaro, gusto non fia da un re, naturalmente, isso via da su governatore romano de su tempus de Diocleziano, danti Zerriao un re scetti su Mesuevo, sbagliendi, custo barbaro ponidi in mano a pizzus de su vescovo cristiano de Fausina, dividis interrogatorio e a Savini proprio du bocci di conismanus cosa sua e tottu. Ma tutto questo conto deus abiri con prus dettaglius proprio andendi in su logo a undi is fattus funti a contessius e adesso annai a Olbia. Sighe i miri. Sighendi is passus e su viaggio che ha fatto su prefetto Barbaro, seus arribaus a Olbia, s'antica capitale de sa Gallura. Olbia è una città con una storia antichissima. Is scavos archeologicus anti dimostrau che in noi is fenicius anti fundau una prima città in s'ultimo quarto del secolo VIII. A posti dei gustus funt arribaus is aregos che anti fundau una nuova città che anti zerriau proprio Olbia, anzi Olbia, che in arego voli innai sa Felici, sa città di Felici, e teniant a meda regioni dedinai a icci ai gustu logo. Poitta, cussu de Olbia, esti unu portu deis prus segurus e prus protettus de totu su Mediterraneo. Funti unu gulfu a intre un altro, e protetto proprio in maniera perfetta dei isbentus. Per questo motivo, su porto de Olbia, fia dal luogo de passaggio obbligau podotto is navisi che passanta da Sardegna a sa costa italiana e a Roma. E a suo proprio modo, fia da un passaggio obbligau podotto is navisi che attendi da Roma de pessi intandai faccia a sa Gallia, faccia a sa Spagna, faccia su nord Africa. Doncasa, ai gusto si depidi sa grande ricchezza che sa città di De Olbia ha sempre dentro longo d'ottus edadi romana. Una testimonianza di questa cosa è questo Ghibiesi su monumento Ghibiesa e Spalas Cosa Mia, che è un udretto dell'acquedotto antico, del secondo secolo apposti di Gesù Cristo. Quando i romanos, che viant grandus costruttori de stradas e di acquedottus come ti dottus scinti, antipesau quest'opera per portare s'acqua fresca de Capodabbas, dessa grande mizza de Capodabbas, finza a sa città. Una città ricca e un nau ben collegata con su continenti e in queste condizioni si via logico che già dai primi secoli in noi si formessi di una comunità cristiana.
e chini di oli di sciri dei Brusu, de questa comunità cristiana, in di noi teni sa grande fortuna de tenni tutto in notizias a recottasa in un libro scritto da Para Danilo Scomparin, chi suo collega archeologo Marco Agostino Moccano, beni o Marco, ad arrecotto in una seconda edizione di questo libro. Marco, a tu domando, ita si contiene in questo volume di Brus de 400 pagine? E in queste 400 pagine è contenuta tutta la storia della diocesi di Tempio Ampurias, chiamiamola così, che inizia come diocesi di Civita, così sappiamo, anzi bisognerebbe dire diocesi di Fausiana, prima se vogliamo risalire agli origini altomedievali, e poi tutta la vicenda fino ai giorni nostri con la cronotassi dei vescovi, che si ferma ovviamente al 2018, perché poi il padre Danilo si ammalò e quindi questo manoscritto è rimasto così nel suo computer e da noi è stato ripreso con l'autorizzazione ovviamente dei familiari, con l'autorizzazione un po' anche dei missionari della Consolata. Ricordiamo padre Danilo era un missionario che ha dedicato l'ultima parte della sua vita, oltre alla sua missione ovviamente di missionario a tutti gli effetti, ma anche come in qualità di studioso del cristianesimo, e quindi ha lasciato a noi olbiesi, pur essendo uno trevigiano, veniva dal Veneto, ha lasciato quest'opera preziosissima e necessaria per chiunque voglia accingersi allo studio del cristianesimo, ripeto, di questa area, ma non soltanto di questa area, certo. Perché poi noi scienzo che in Olbia si è agattato sul reperto antico dedotto sul cristianesimo in tutta la Sardegna. Questo reperto è veramente un arrogo del sarcofago. sì, è un frammento cosiddetto sarcofago col sacrificio di Isacco che mo è in sul Museo de Castello. Che si trova, esatto, sì, che è un reperto, è frammentario ovviamente, è un frammento dove, come appunto dice la sua denominazione, rappresenta evidentemente questo sacrificio, questa vicenda biblica, e quindi è molto importante per due motivi. Innanzitutto perché costituisce ancora per la Sardegna il più antico reperto cristiano. In secondo luogo perché dimostra la presenza nella città antica di Olbia, nella città romana, di famiglie di una certa importanza e di una certa consistenza anche economica, perché non tutti potevano permettersi un sarcofago di importazione proveniente dal Lazio, ma d'altronde qui col Lazio c'era la linea diretta col porto di Ostia, quindi e questo è importante appunto perché sta ad indicare una comunità cristiana che interessa i vari strati sociali, certo. Non soltanto come per luogo comune si interessava soltanto alle fasce povere, no. Il cristianesimo penetra molto velocemente qui per ovvi motivi, certo. È il porto antistante a Ostia e quindi Cagliari e Olbia sono stati i primi ad accogliere la parola. Ascolta una cosa, Agostino, ma questo libro tiene un altro grande merito, che è questo di raccogliere tutti i documenti storici scritti che pertinessero al suo cristianesimo antico, a sa storia del suo cristianesimo antico in Olbia e tutta la diocesi. Ci sono tutti i documenti dei scapos che sono stati fatti in 600, giusto? Esatto. E io andai tra pago a bere proprio in cattedrali di Santo Simplicio, la basilica di Santo Simplicio in Tasesta Cattau. E un'altra cosa di grande importo che c'è è pubblicata pure la Passione di Santo Simplicio. Esatto, è un libro, ha una ricchissima appendice documentaria che ricordiamo che questo è un lavoro durato 20 anni. Certo, non ci lavorò a tempo pieno, ma andò a scartabellare padre Danilo un po' tutti gli archivi, compreso quello diocesano, e poi si prese la briga anche di tradurre diversi documenti che erano scritti, come è noto, in latino, tra questi anche la Passio, inserita nella leggenda di San Saturno,
e poi tutte le relazioni appunto dello scavo fatto dai gesuiti agli inizi del Seicento per trovare le reliquie del martire. Bene. Iniziando darò grazie a Austino Moccano per questa presentazione del questo libro e noi si spostiamo a intro del centro storico di Olbia per donare proprio una lettura e una traduzione in lingua sarda della passione di Santo Simplicio. Grazie a me da Austino. Grazie. A Sibirimello. Grazie. In mezzo ai altri arrastros dell'antica città di Olbia si agattano pure custos, che vunti su che ancora in noi si agattano dei muros della città di Punica. Muros che vunti servius in uso ancora in tutto sedati romana. A intro dei gustus muros, che de peunai vunti stetius cittaus de un autore latino che si narra Claudio Claudiano in su 397 a posti di Gesù Cristo, s'agattanta in mezzo ai altri palazius, con su puro che via da su palazzo della residenza di su governatori. Su governatori che tenia potestadi a pizzo della Corsica e della Sardegna e che via da anante impressi de su una satra isola può governare. Cussu che via su presidi Barbaro, che arrivò in noi benendi de Casteddu, sa prima cosa che ha fatto, secondo su chi si conta sa passioni, de Santo Simplicio, esti stetius preculai che in questa città ci vessinti cristianos. Tutto su che è succedio si du conta da bene sa passione de Santo Simplicio, che è contegna entro de sa passione de Santo Sadurrino. Itanara questa passione, ligeus unu pago. È scritta in latino e ligeus aici. In pius vero preses barbarus in de progrediens venit in regionem Sardinia qui dicitur Galluris et intravit in civitatem Fausinam. Sigeus legendiddu in sardo e annao aici. Ai posti de gustus fattus, e adesso annai su martirio de Santo Sadurrino, simpiu governatori barbaro, partiu de Ingunisi, si indivia benniu a unu logu de sa Sardigna chi si nara Gallura. Iest intrau in sa città di de Vausina, aundi a sa propria maniera che in Casteddu, spreculendi con d'ogna diligenzia chi doi vessinti cristianus, adi agattau a uno che narada di essi sobisbu de gussa città di de nomini Simpliciu. Intendio a icci i ad ordinau chi si duvortessi intiananti, enzandus i sordaus andaus ad arrestai, danti intregau a su governatori. Custu agattendisi dananti, dadi preguntau, chini sesi e commenti di zerriasa. Su benavventurau Simpliciu dada rispustu, in mezzo eis hominis minanta Simpliciu, mananti de Deus, tottu poderosu, Deo minau cristiano, peccatori e obispo de gusta cittadi. Su governatori dannau torra, tenis intenzioni, desighiri donendi creenzia ai custas tontesas, noas intendio is ordinis des imperadores nostros Diocleziano e Massimiano, da respondi su benaventuraus Simpliciu, Deo greo, in su babbu, in su villu, in su Spiritu Santo, e non timus preceptus deis imperadores e ne mancuis a malezus cosa tua. Dinara su governatori. Simpliciu, sacrifica in honori deis Deus nostros, pod in dibodis cabulli deis turmentus mannus, chi giai vunti a pari ciaus podisce impiai. Santo Simpliciu dada respustu. Nudda e nisciuno, manta podi indulli mai, adorai ais idolus e ais demonius qui vosatrus affestais e adorais. Intendi aici, al lutto de sangia. Su governatori abbrancau adi una berruda, e ad essere annau ad afferrare una lancia, e con is proprias manus suas ad infrissau a su benavventurau Simpliciu. Su gali, a pustis de dredisi de agonia, ad accabau sa vida fideli a su Signori, e s'anima cosa sua, arriccia de dottus angelus,
estete accompagnata de issus et tottu a sul regno deis celus, e ingunis agattada, in paria gussas deis atrus martiris, gozendi sa santa gloria, pod ogna secula seculorum. Su corpus cosa sua, cum totus is honoris quisi minesciada, estetius sepultau de is Christianus. E moi nosu andaus a scoperri a undi su corpus de Santu Simpliciu, cum cussus deis cumpangius de martirio cosa sua, estetius sepultau in is anticus Campus Santus de Olbia. Eu viu in sa passione de Santu Simpliciu, chi su notamotto estetiu interrau un dogna onori deis Christianus, ma non scieus a undi. Sa passione non si donarada, però duscieus e tutto grazie ais Christianus des antichidadi, che a pizzo de sa tumba de gusto santo anti comenzaio a fabbricare igresias. E gusta chi tengo a spalas mias e gusta chi estetia fabbricata a partire de su 1090 per ordini dei giugis de Gallura. Questa iglesia de Santu Simpliciu è stata fabbricata con menti cattedrali dessa diocesi de Civita, itta via da questa Civita. Civita via da cussu chi dessa antica Olbia è staturau in su Mesuevo e sinar da ici poita Civita in latino tardo bolinai cittadi ingiriata de Moroso. Sa Civita attura da pizzo de sa città di Punicur romana, quindi del suo logo a undi su santo estetiu infrissau a Berruda. Ma su logo a undi Dante interrau via da a prus de 1 chilometro de sa città antica, via da un'antica area de Camposanto. Is traballus po fabbricare questa iglesia vunt ingizzaus in su 1090 a Singirio e vunt accabaus in su 1120 a Singirio. Dopo deu piri, chi ci vunt istetius prus cantieresi in custos 30 annos, poitta da fabbricare estetia imperata sa verde granito, che è proprio sa verde su logo, ma è sta mesturata a mattoni. E donc sabieu proprio custos cantieris che si vunt sighius sono con satro in custos 30 annos de tempus. A intres antica cattedrali, oi basilica, in is primus annos de su 1600 funt istetius fattus cavus proprio gichendi reliquias de Santu Simpliciu. Funt istetias agattadas pod usciri du dimandaus a un ospiti eccezionali ideneus a intrus che in miri. Ananti de chistionai con sospiti cosa nostra, naraus dus fueddus a pizzo dess'architettura de gusta basilica ex cattedrali. Esti un'architettura romanica e un vago strana, poita esti una specie de ammesturizio de elementus architettonicus variaus. S'assimillata di fattis custa gresia a me da trascresias de sa Sardigna, unu vago a sa gresia de Santu Baingiu in Porto de Durris, unu vago a sa gresia de Santa Giusta in Guni accanto a Euristano, antivigau unu vago de suno, unu vago de satro e antifabricau a questa gresia. Antifabricau questa gresia cambiando idea in su mentri chi da fabbricanta, infatti si chi feu caso bieus che in custa chi esti sa navada de mesu estetiu fatto proprio un cambio progettuale. Anti pensavo prima de da vai più bascia sa copertura e poi anti decidio de darziai poi vai plus bellas is proportionis. In is navadas plus pitticas bieus che i bovidas avunti de verda e de mattoni fatta a bovida tunda. Una deis caratteristicas plus evidentis de gusta gresia è che sa navada centrali e sostenia de un'alternanzia de colunnas e pilastrus,
commenti in matroneus de sa cattedrali de Pisa. Mandaus a questionare con sospiti Cosa Nostra. Don Francisco Damponi è su responsabili regionali dei beni culturali de Sagresia e su direttori dell'Ufficio dei beni culturali della diocesi de Tempio Ampurias. In noi seus in saltari maiori della antica basilica de Santo Simplicio di Olbia, a undi in su 1614 su viscamo de Gustus Tempus, chi si narrata Don Diego Passamar, ha fatto vais scavos, seus in su tempus deisis grandus scavos a Sagica des Martiris, pobiri che noi ci vessinti in reliquias de su santo titolari. Su chi sesti agattau in questo scavos esteti uosto a entru de cascittas e gustas cascittas portatas a Sagresia de Santo Paolo, che via da s'antica parrocchiale de Olbia, poitta questa gresia veda proprio in mezzo dessa campagna in questo periodo, funti stetias lassadas a Icci vinzas su 2005, quando proprio Don Francesco ha decidio de fare un atto de grande coraggio, de biri itta ci vessidi in questa scascittas, poitta dottus naranta chi non ci via nuda. E tanta gattao in questa scascittas a Don Francesco. Intanto, caro Mauro, benvenuto a casa nostra, in Gaddura. Grazie. Il problema è stato visto, intanto ricognizioni, analisi di questi cascetti, ne gli ha fatto meda. Si manca un'analisi scientifica. Tanto abbiamo chiamato l'UCNR, abbiamo chiamato l'Università di Sassari, abbiamo chiamato i dottori e mi ha batto soprattutto la cascitta numero 2, onde noi sappiamo che dentro erano le reliquie di San Simplicio, le reliquie degli altri martiri, di Diocleziano, Fiorenzo e Rosula. E la scommessa era questa. Potremmo sapere che il DNA preso da queste reliquie corrisponde allo DNA dell'altro reliquiario che noi abbiamo visto sotto ad Areto, un di San Simplicio, cioè un'ampolla minore con lo sangue. Si pone insieme e abbiamo fatto questa scommessa. Il risultato è stato straordinario. Dentro la cascetta numero 2 abbiamo agattato 4 individui, 3 maschi e una femmina. Di Rosola Mischina è imbarata solamente la barra, la mascella, e le abbiamo separati, perché erano tutti misciati insieme, e le abbiamo posti in questa cascetta minore. Erano degli passoni cione allo tempo Iammanni, tra i 30, 35 e 40 anni. Quindi diventa abbastanza giovane. Per noi, paidi erano i passoni manni. Perché una femmina? Perché probabilmente esistia pure una diaconessa, si dice così. Poi adesso una diaconessa, una presbitera, puro. Cioè Samulleri del suo vescovo oppure del suo diacono. Non la sappiamo, sono tutte quante ipotesi. Di fatto però non si è riuscito a porre insieme lo sangue, perché abbiamo scoperto che è sangue umano, d'uomo, che ha più di 600 anni, ma non vi siamo riusciti ad andare, perché il DNA, l'elica, si è fiaccata. Ed è stato per noi come te fa una fotografia di una persona a lungo. Tu sai che è una persona, poi capisci che è maschio o femmina, ma non ti riesci a sapere qual è. Quindi noi di questi martiri abbiamo agattato una tradizione autentica, taglia di pure di più, che quando eravamo facendo questa analisi, Giuseppe Palmieri, il professore dell'UCNR che era facendo questa analisi, ha avuto pure un miracolo. Ah, addirittura un miracolo, e che succede? Lo diani opera alle corde vocali e lui ha rimandato l'operazione dicendo ambaremmo che arriva l'analisi di questo sangue da Napoli. Ha imbarato una ghita e è andata a operarsi, come hanno posto la telecamerina per tirarne che do cancaro che ia 30 alle corde vocali, così, non verrà più. E mi ha scritto un'email, mi ha detto è successa in italiano una cosa strana, che sia stato il nostro San Simplicio. La gli ho risposto, ma Sciumeo, puoi pure non mandarmi la prima email donde mi dici che le magattati che sono autentiche, mi basta la seconda per dire che San Simplicio e i martiri sono forti. Torrao, grazie a Don Francesco Damponi Sani. per questa bella testimonianza.
e nosu sigheus su viaggio cosa nostra conca tempio, poitta Santu Simpliciu fia su patronu principali dessa diocesi de Tempio Ampurias, e noi andaus a viri sa cattedrali e naraus un vago dessa storia de questa diocesi. Sighe in miri. Ananti de battiri con Cattempio, si firmaus ancora calincuno un minuto in Olbia po chistionai de sa Gresia de Santu Paolo. Custa chi bieisa si spalas cosa mia. Secondo sta tradizione, s'intitolazione a Santu Paolo, a sa conversione di Santu Paolo che sa festa da su 25 de gennaio, si depita su fatto che a Olbia questo apostolo importantissimo si è firmau in su viaggio che ha fatto andando da Roma poi evangelizzare sa Spagna. Non si scidi che sia vero che Santu Paolo ha fatto questo viaggio, però è vero che su da scritto che via s'intenzione cosa sua di andare da Roma a Spagna e da descritto in sull'ultimo capitolo della lettera ai Romanus. Biesi che sa Gresia è stata fabbricata a pizzo di un montigeddo. Questo montigeddo via s'acropoli dessa città di Punicus romana, a onde via stato fabbricato deis Punicus un tempio in onore di una divinità che si chiamerà Melkart. Questo Melkart altro non fia da chi Sercoli venerau deis Aregus, e naranta is historicus Aregus che sa fondazione proprio dessa città di De Olbia è stata fatta de Iolau, che de gusto Ercoli in pari con i stessi piesos, via da su compagno e s'amigus Trintu. Don Casa, commenti già e obiu in su montigeddo de Santu Simpliciu, a pizzo de uno templo pagano è stata fatta una gresia cristiana. E questa è staturata su'unica parrocchia de Civita e poi de Terranoa e finalmente de Olbia, finzas ai anni 50 de su 900. Per questo motivo, quando vonti stetios fattos is scavos de su 600, i reliquias dei santos vonti stetias allogadas a intre questa gresia in un unicio che noi andaus a viri. La Gresia de Santu Paolo de Olbia è stata sa parrocchia, unica parrocchia di questa città, vinzas a su 1952. Dunque, questa è stata sa Gresia più importante di questa cittadina per meda secolos. Sa fondazione non duscieus esattamente quando è stata fatta, ma sul primo documento che questiona di questa Gresia è dessa metà di su 1400. Poteus pensare però che sia meda più antica, che sia stata sa Gresia palatina dei giugis de Gallura che noi accanto teniamo su palazzo cosa in soro. E dunque se noi antiagattau sepoltura dotto i giugis e i familiari cosa in soro. In su 1556 su corsario Dragut ha fatto s'assalto proprio a sa città di antica de Civita, dati distrutta completamente e si è deppia tornare a fare a nou. Po gusto, in su 600, quando anti cominciavo a fabbricare questa gresia, che già esistia da 200 dei documenti a su mancus de sa metà di su 400, è stato posto a intra sa gresia uno pulpito con decoros intarsiaus, fatto dell'inna, a un diagattaus in mese esatras a sa figura de Santu Simpliciu, su patrono dessa città di su martiri dei noi. Ma sa cosa più de importo è che questo pulpito è sta appoggiato a pizzo de una conca de un moro. Tanti bonai significai che su fueddu sagrau è più forti de ogni eresia e de ogni religione non cristiana. Quando in su 600 antivatto i scavos in Santu Simpliciu in cica de reliquias, un'otta agattadas funti stetti asportadas in noi in questa gresia e noi funti atturadas finzas su 2005, quando in parti funti torradas in sa gresia de Santu Simpliciu.
Ma una parte dei reliquias è importante pure, è staturata in noi e ancora in noi zagattata, in un nicho speciale scavato a pala des altari. Sa gresia commenti da Bieuso è stata fabbricata in su 1700 e c'è proprio iscrizione in sarcada presbiteriali. In is anni 30 del su 900 è stata ammaniata con s'aggiunta del suo transetto e dessa grande absidi che biesi a spala scosa mia. Sa città di Dedempio, pensa che dovresti da nascere sa città di Olbia a partire dai anni 20 del su 900, è stata sa città di su centro grosso importanti dedotto sa Gallura, sa capitale proprio de sa Gallura. In noi si può dire che sa vita sia cominciata questionando in termini storici in su 300, poi i documenti più antichi che noi abbiamo di questa città vengono proprio del secolo XIV. Invece su patrimonio ecclesiastico, su che noi possiamo dire delle scresias che vengono atturate spinzas a di noi, fonti del su 500. Un grande sviluppo in noi 70 in su 600, quando proprio per gusto in noi è stato portato su capitolo questa gresia che biese spala scosa mia, che sia la gresia parrocchiale di Santo Pedro, è stata fatta gresia capitolare. Bolinai in noi è stato insediato un collegio dei canonicos. Questos canonicos proprio in su 600, in anni della fine del 600, furono diventati ufficialmente i erederos del suo capitolo dei canonicos desta cattedrale di Santo Simplicio de Civita. Per questo motivo hanno cominciato un certo lungo che è durato più di 200 anni con i canonicos de Castello Sardo, possa titolarità dessa diocesi. Tutto questo si sta risolvendo in su 1839, quando un vescovo di questa diocesi che aveva proprio nasciuto in sa città di Dedempio, rennescio a ottenni che questa gresia, sa gresia parrocchiale di Santo Pedro, diventasse di sa cattedrale de sa diocesi de Ampuras e Tempio. Questo vescovo si narrava Diego Capece. Esso ha fatto del rai a noi questa gresia, da fatta tutto trasformare del suo stile barocco in stile neoclassico, commenti in dideo e ancora da Bieuso. Doncasa de gustus tempus e utento una nuova diocesi, sempre unia eque principaliter, e doncasa sa diocesi de Ampurias con sede in Castellusardo e sa diocesi de Civita con sedi in Tempio, ma Tempio è diventato proprio sa sede principale de sa diocesi. Su patrono de questa diocesi è sempre atturato però su titolari de s'antica diocesi de Civita, e adesso Santo Simplicio de su Galibieso una statua d'Emramo riposta proprio in Savacciara de questa gresia. Ma noi andiamo a questionare con un ospite che sa da spiegare in meglio su tutte queste questioni. Seuso in sa sacrestia de sa gresia parrocchiali e cattedrali de Santo Pedro de Tempio. E noi sada arricciu su parroco chiesti Don Efisio Goni. Con Don Efisio a questionai de tutta sa storia de commenti questa gresia è diventata sa gresia cattedrali de sa diocesi. E doveuso partendi de questa opera di arte fatta de Pratta, che è datata 1799. Don Efisio, ita esti questa cosa? Questa è sa mazza capitolare, che indica da su potere essere canonico del suo capitolo Edempio, su capitolo Edempio che si sta istituito in su 1621, e quindi evidenzio pure a narrare che iscriviati in saldo a quest'epoca, uno saldo in sa versione lurisinca che è su mio,
Questa narraia che vinse canonico, entraiada in processione con issese, e fibita dei unomazzieri, un paraseibatto il bordonese, e in qualche modo crede nare importanza del suo capitolo. E no? sa forza. Sa forza del suo capitolo, di si difendere, di proiettare pure a un certo punto una forza economica che il suo capitolo vi riesce ad aiutare pure la gente, non solo. E fidi di importanza questa rappresenta la maestà del suo capitolo. Ma su significato di questa mazza è proprio accappiato pure ai figuras dei santos che due comparenti. Tieni spunti. Tanto, questo è Santo Simplizio, questo è Santo Pietro e questa è Nostra Signora, che gli altri su 1700 è Nostra Signora Logo Santo, come patrona della Sagadura. Santo Simplizio poi affronta tutto l'andazzo naramo il gasi delle brigas tra il suo capitolo de Tempio e il suo capitolo de Castellosaldo de Ampuria, naramo il gasi. Certo, smannos che molti durauso per de 200 anni. Sì. Più di 200 anni de brigas, con la rotta romana che a un certo punto naramo suppone fine a sa briga, nalzende e spostando a Tempio a beneficio del suo capitolo de Civita, Santica Olbia. Santica Olbia, Terranoa, li naramo. Terranoa. Doncasa, narauso che Santo Simplicio è sempre atturato su patrono principale della diocesi. Sa diocesi prima si narra de Fausiana, sì. Poi che se nato de Civita e come naramo su Tempio Ampurias. Quindi già in su 1986 su Piscamo Pedro Melone ha fatto un atto costitutivo da che questa congregazione ha unito al dual diocesi. A un certo punto Pedro Melone narra da sa patrono della diocesi sono Simplicio e Antonio Abate. Simplicio per la diocesi di Tempio e Antonio Abate per la diocesi di Ampurias. Poi Augusto Sant'Antonio Abadi è su titolare della Sagresia Cattedrale de Castellusardo, sì. a 11 via da sedi della diocesi di Ampurias. Sì, del 1516 Giulio II ha dispostato la Sadunita seque principali e quindi a questo punto Sant'Antonio diventa patrono di questa cattedrale. Ma ananti de dotto gusto, su patrono principale via Santo Simplicio, commenti bieso in questus libros, itavonti questus libros, Don Efesio. Questo è un breviario e questo è un missale. Sono delle più recenti, se siamo in Sasanno, 20, manco de sono i gentas, però in questo momento non abbiamo reperito cose più antiche. Questa sofficiatura della missa e del suo espero, eccetera, che dà l'indicazione di questo che è la preghiera, la liturgia. In onore del suo santo. E noi ligeuso, infatti, sa di 15 de maio in diocesi templensi, in sa diocesi de Tempio, memoria Sancti Simplici, episcopis et martiris Sardinie, patroni principalis. E dunque, a Santo Simplicio vi è proprio suo patrono principale della diocesi. Bene. Tornau grazie a Don Efisio. Grazie a voi. O su tempo su ghisati dedicao e noso sigeuso su viaggio cosa nostra cichendi de comprendi ittavina fatto su persecutori de Santo Simplicio su presidi barbaro. Seus benius vinzas a su logo brusa settentrioni che sia dedicato a su culto de Santo Simplicio. Seus in sa gresiedda de Santo Simplicio dell'un macchietto, antica gresiedda de sa bidda sperdia de Surache. Questa bidda sperdia su territorio cosa sua o vai parti de Bassa Cutena, che esti una frazione de Tempio. Poi seus benius vinzas in noi,
Poi scoperri ita vina fatto su presi di Barbaro a posti di essere infrissato con ismanus cosa sua a Santo Simplicio in Olbia. Isso deppia seguire su viaggio cosa sua con Cassa Corsica e succede custo. Quando comprese saudisset iratus dixit per Deos cum rediero de Corsica succendam civitate mistam et delebo Christianos a face terre. Itavia succedio. Dianta donau sa notizia de su grande funerali che i cristianos ianta vatto in onore de Santo Simpliciu e si via da rennegà un meda. Ligeusu, traduceusu in sardo questa parte dessa passioni, nara da icci. Intendia quest'altra nova su governatori sempre prusa a rennegau a declarau giuro vossu nomini de dottuis Deuso chi cantu appa torrà in noi dessa Corsica appa distrui con su vogo e questa cittadi e appa borrai a tottuis cristianus dessa vaci dessa terra e inzando su governatori barbaru andendi con Cassa Corsica est arribau un luogo chi dinanta Torasus. Aziau chi via da induna navi, po passai in Corsica, tot induna, sinde pesau unu bentu forti, e isso esteti affundau de isundas in meso de summari, pagendi aici a Deus sa giusta pena, condennau as eterna morti, in pari con su babbo su diavolo, nara proprio su testo latino, sortitus eternam mortem cum patre suo diabolo. A un di via da questo luogo ginanta Torasus, via da un luogo in mari, zincesti imbarcau barbaro. Questo luogo, sabidda de sura che via a parti in su mesuevo, dessa curatoria de Taras, chi si studiosos pensanta isia sa corruzione de su nomene antico Torasus. Doncasa, in sa costa de questo luogo, che è a una decina di chilometri da noi, su rei barbaro, est imbarcau e est affondau in su mari, finendi su viaggio cosa sua. E nosu puru vineusu sa puntata de Sardegna Sagrada dedicata a Santo Simpliciu e su conto de un rei barbaro, chi Eubio, commenzau in Santo Gavino de Porto de Turris, seguiu in Casteddu e finiu in noi in Olbia e in Bassa Cuttena. E nosu si donasu appuntamento con custo a sa prossima puntata de Sardegna Sagrada. Questa vaina è stata fatta con s'aggiudo della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.